Se non è scarica a barile, poco ci manca. Parliamo del comunicato diffuso dal Comune di Agrigento a firma dell'assessore all'ecologia Nello Amel. Ebbene, da venerdì 14 febbraio, scrive l'assessore, non sarà assolutamente consentito conferire i rifiuti senza l'utilizzo dei mastelli. A prendere la decisione, sempre secondo l'assessore Amel, sarebbe stata la ditta che gestisce il servizio di raccolta, che intende applicare strettamente il contratto. Alla base ci sarebbe però una sorta di risposta per le rime da parte della ditta, che in pratica si è vista multare per il mancato spazzamento delle vie cittadine. Da qui la sanzione del comune e l'immediata risposta del gestore, che di fatto penalizza i cittadini che rischieranno da venerdì di vedere i propri rifiuti non raccolti se non adeguatamente depositati nei mastelli. Insomma, in tema di raccolta differenziata ad Agrigento siamo alle solite, mentre la città attende risposte da parte del comune riguardo proprio lo spazzamento delle strade. Ai cittadini che pagano e non poco il servizio non interessa sapere nulla dei rapporti che esistono tra gli amministratori e la ditta. Alla gente interessa vedere gli spazzini come una volta per ripulire soprattutto i quartieri abbandonati a se stessi. È questo che interessa ai cittadini di Agrigento. L'ufficio ecologia, si legge nel comunicato dell'assessore Amel, ha attivato un piano di vigilanza per reprimere le trasgressioni. Reprimere, insomma, sempre reprimere i cittadini, anche quelli per bene, piuttosto che reprimere una volta per tutte il pressapochismo con il quale si va avanti ormai da troppo tempo nell'affrontare i problemi nella città dei templi.